24esima sagra del melone giallo qui a Ioppolo Giancaccio, evento clou di tutta l'estate ioppolese che dura tutto il mese di agosto e alcuni giorni di settembre. Un evento che vede la partecipazione di tantissima gente, gustare le prelibatezze culinarie a base di melone giallo. Sì, siamo arrivati alla 24esima sagra del melone giallo, che sarà oggi 2 agosto e domani 3 agosto. Oggi praticamente i piatti, ci saranno diversi tipi di piatti al melone, c'è la calamarata al melone e specchi, il crudo e melone e la focaccina sempre al melone. Poi abbiamo il cannolo al melone e il melone d'eccellenza ioppolese, il classico melone giallo. Domani invece ci sarà la seconda giornata della sagra del melone giallo con il riso sempre fatto a base di melone, e poi abbiamo il gelato al melone, il cannolo al melone e il classico sempre melone giallo. Un evento che raccoglie sempre tanta gente, inserito in un'estate che vede appunto tanti appuntamenti, non solo questo, Sindaco. Quindi noi quest'anno, grazie a determinati fondi regionali che abbiamo avuto sia dall'assessorato al turismo che dall'assessorato all'autonomia locale, siamo riusciti a comporre un programma dell'estate ioppolese che è andato dal 14 luglio fino al 17 agosto, un programma abbastanza variegato che va dalla classica sagra al melone, che è il fiore all'occhiello delle nostre estate ioppolese, a tante serate bellissime di musica, serate di teatro. E poi praticamente voglio rinnovare l'invito a tutti della provincia di Agrigento, ma anche fuori provincia, che il 9 agosto abbiamo i Lossi Locus a Ioppolo Giancaccio. Questa sera ci saranno anche degli spazi di intrattenimento e anche culturali. Sì, stasera oltre agli spazi dove si distribuisce tutto a base di melone, ci saranno praticamente alla cortile Piazza Picciola praticamente il pianoforte che praticamente stasera inauguriamo con un gruppo di artisti di Oppolo, bambini di Oppolo e fuori Oppolo, che grazie anche all'associazione Penelope e all'associazione Calliope hanno organizzato in uno dei punti di distribuzione a Ioppolo Giancaccio. Ecco, Vittorio Orlando a Ioppolo, in uno dei cortili, lei e insieme ai suoi studenti allieterete chi verrà a visitare Ioppolo durante questa sagra. Sarà un concerto di musica classica, il titolo che abbiamo dato a questa serata è Piano Piano, inteso sia come lentezza sia come modo per ascoltare con più attenzione, per vivere la musica classica in un ambiente aperto come quello di un cortile qui nell'ambito di questa sagra. Cosa ci farà ascoltare? Ascolteremo Beethoven, ascolteremo Rachmaninoff, Erik Satie, Debussy. Sarà tutto un repertorio che è stato curato dai miei studenti nel corso del precedente anno scolastico e che hanno portato avanti anche nel corso di questa manifestazione. Oggi siamo alla 24esima edizione della sagra del melone giallo. Stiamo puntando tutto su questa sagra perché il paese, che ne produce abbastanza, è diventato una fonte di reddito per molti nostri compaesani, quindi sponsorizziamo questa produzione e stiamo cercando di incentivare altri tipi di produzione. Ad esempio i limoni, ad esempio possono essere le zucchine, le zucche, praticamente tutta una serie di prodotti dell'agricoltura che noi cerchiamo di valorizzare e portare anche fuori dal nostro territorio. Ultimamente si è incentivata pure la produzione di olio o di olive. Cercheremo nel mese di ottobre di fare un'ottobrata in cui sponsorizzeremo queste nostre produzioni di un olio molto buono, un olio che ha ottenuto molti risultati anche al di fuori del consumo locale. Allora, cosa stiamo preparando? Stiamo preparando il cannolo con la ricotta al melone giallo. Come ogni anno la nostra sagra si rinnova nel nostro piccolo paese di Ioppolo Giancaccio. Il melone per eccellenza è la produzione che il nostro paese mette nel nostro territorio e
festeggiamo questa sera la 24esima sagra della nostra estate ioppolese sotto le bandiere della pace. E vi auguro, a nome dei consiglieri e di tutta l'amministrazione di Joppolo, un'estate piena di pace e serenità, visto che effettivamente in questo momento storico ne abbiamo di bisogno. E parte questo grido di pace di Joppolo con il cuore, sperando che il mondo possa vivere questa grandissima estate sotto un cuore di pace. Una buona estate 2025. C'è questa sera qua, assessore? Vai Carmelina, Sicuramente sangria, poi tante pietanze a base di melone, ci sarà la calamarata con il cremoso di melone e un croccante di mandorla e poi tante altre belle pietanze che se venite a gustarle direttamente sarà per voi veramente un piacere, anche per noi. Nonché stasera siamo lieti di portare a questa nuova edizione della Sagra del Melone Giallo quello che è il simbolo della nostra terra di Sicilia. Infatti abbiamo voluto invitare l'amico Giovanni Carbone, che è uno degli esponenti carrettieri della nostra città di Agrigento. Dico un'opera senza limite, un'opera senza tempo, che continua ad andare avanti grazie al sacrificio di gente che, come noi, l'orchestra che riprende i canti, riprende le tradizioni canore e musicali dei antichi carrettieri e non solo, ma anche della tradizione popolare. Abbiamo anche chi riesce a curare ancora con tanto sacrificio, ve lo posso garantire, con tanto sacrificio e sforzi non solo economici ma anche di tempo, però c'è la passione che alimenta la voglia di portare avanti quella che è stata e continua ad essere la tradizione siciliana, il simbolo di quella che è la Sicilia. Basti osservare questa bellezza rara e unica che abbiamo voluto stasera esporre alla Sagra del Melone. Le ACLI oggi qui a Joppolo per aderire alla iniziativa sulla pace promossa appunto dalle ACLI. Intanto ringrazio il sindaco per aver aderito a questa nostra iniziativa della pace, un'iniziativa a livello nazionale in diverse piazze d'Italia. Con questo vogliamo lanciare un forte messaggio di pace in un periodo davvero difficile. Questo messaggio lo lanciamo perché deve coinvolgere gli enti locali, i giovani e tutta la cittadinanza. Mi auguro che questo messaggio possa arrivare nel cuore di ognuno di noi, perché la pace è fondamentale. Allora, in questo cortile cosa state preparando? Stiamo preparando una base di melone con prosciutto, stracciatella e un pochettino di crema di pistacchio di solito. Una ricetta apprezzata stiamo vedendo. Sì, è una bella ricetta elaborata, pure tutta bella elaborata per la sagra che abbiamo fatto per questa settimana.